Presidente Mangiacavallo, allora lei oggi ha indetto una conferenza stampa per fare delle precisazioni relativamente a un articolo inviato alla stampa da parte del dottor Giovanni Ruvolo. Qual è il senso di questo incontro con la stampa? Per la verità io non ho indetto una conferenza stampa, io ho risposto a delle sollecitazioni telefoniche e ho dato la mia disponibilità, come è giusto che sia, trattandosi di una situazione particolarmente delicata. Relativamente a questa nota stampa del professore Ruvolo, io devo dire con estrema franchezza che durante la mia onorata carriera ne ho viste di cotte e di crude. Potrei inserire questo ulteriore episodio nel lungo diario del mio impegno professionale e politico e passare in maniera inosservata. Ma devo dire con estrema sincerità che sono rimasto sorpreso da questa intempestiva e inopportuna sortita del professore Giovanni Ruvolo, che conosco da sempre, fra l'altro da quando avevamo i pantaloni corti, che ho sempre stimato e apprezzato per il suo impegno professionale, e anche in occasione della mia nomina, per la verità della mia designazione avvenuta nel mese di settembre del 2025, avevo dichiarato senza alcuna esitazione e convintamente che mi avrebbe fatto piacere amministrare il consorzio universitario sia con il professor Ruvolo che con la professoressa Lonigro, che è la rappresentante dell'Università degli Studi in seno al Consiglio di amministrazione. Ma questa sortita, questa dichiarazione, questa lunga lettera ha destato in me grandissima meraviglia, perché mi aspettavo dal professore Ruvolo alla fine della sua carriera il famoso canto del cigno, cioè chiudere in bellezza questa attività e questo impegno. Ma ho sentito soltanto il gracchiare di una cornacchia, mi dispiace dirlo, ma è così. Lui parla di protesta civile, ma più che una protesta civile, io penso che sia una reazione pesante caratterizzata non tanto da una attenta riflessione, ma lo considero un delirio reattivo, un furore istituzionale, un furore esagerato che denota rabbia e istintività rispetto a quella razionalità e a quella conoscenza che si addice generalmente a chi, come lui, ha un passato glorioso di docente universitario. Ci sono queste affermazioni, queste manifestazioni pesanti che denotano questo furore inspiegabilmente, e devo dire che mi rendo conto che molto probabilmente è dovuto al fallimento di una congiura. Credo che valga la pena fare un paragone, anche se può sembrare irriverente, con la congiura dei pazzi, preciso, pazzi non in senso psichiatrico, ma la famosa famiglia di banchieri, benestanti, fortemente condizionanti l'economia del tempo di Firenze, che nel 1478 congiurarono contro la famiglia dei Medici che allora governava Firenze. In quella occasione i pazzi hanno goduto dell'appoggio, guarda caso, di componenti politiche, la Repubblica di Siena, hanno goduto dell'appoggio del papato, hanno goduto dell'appoggio di amministratori, così come oggi. In questa congiura ci sono stati politici, amministratori, revisori dei conti, che si sono prestati a questo tentativo di bloccare prima la mia nomina e poi il mio insediamento, perché credo che sia doveroso parlare in termini di verità. Ma chi ricorda la congiura dei pazzi, la situazione si capovolse, perché i pazzi che volevano uccidere, non è il caso evidentemente di parlare di uccisione, Lorenzo dei Medici, uccisero il fratello Giuliano, ma Lorenzo dei Medici, sia pur ferito, rimase in vita e diventò ancora più potente, e la famiglia dei Medici, contrariamente a quello che desideravano i pazzi, la famiglia dei Medici diventò più popolare e governò più serenamente Firenze. Qualcuno potrà anche obiettare che la congiura dei pazzi si è conclusa poi, o meglio,
ha avuto un epilogo particolarmente pesante perché si aprì una guerra con il papato, con la Repubblica di Siena e con le altre componenti. Lungi da me l'intenzione di fare guerre, non fa parte del mio inventario emotivo. Io desidero fare soltanto, così come è scritto nella nomina del Presidente della Regione, l'amministratore di un ente pubblico. Non sono chiamato a svolgere attività politica e penso che questo sia particolarmente dispiaciuto a chi sosteneva che io non mi sarei mai seduto ad occupare quella posizione. Ma non sempre le ciambelle possono venire col buco. A volte si possono anche bruciare ed è ancora più pericoloso tentare di mettere le mani nel forno perché ci si può bruciare. Al di là di questo riferimento storico, io voglio entrare nel merito, sia pur brevemente, di questa lettera che è stata diramata anche a mezzo stampa. Il professore Ruvolo parla di dimissioni indotte e ci devo ritornare. E fra l'altro molti hanno interpretato questa lettera soltanto come un attacco alla mia persona. Non è così, perché i primi veri bersagli del professore Ruvolo sono il presidente della regione e l'assessore regionale alla istruzione e alla formazione, perché sarebbero rei di avere proceduto in maniera trasparente e del tutto legale alla sostituzione di un presidente dimissionario, alla sostituzione, non alla detronizzazione, di un presidente che si era dimesso, e hanno proceduto individuando me per nominarmi non politicamente, ma in base ad un curriculum che mi era stato richiesto, nominarmi a riprendere la posizione, la funzione, il ruolo di presidente del consorzio universitario. Io leggo con grande stupore che il professore Ruvolo parla di dimissioni indotte. Sicuramente non sono stato io e non sarei stato io ad indurre dimissioni di nessuno. E a proposito di dimissioni, devo ribadire che mi avrebbe fatto piacere amministrare il consorzio con chi già era presente in quel consiglio di amministrazione. Se il professore Ruvolo sa di questa induzione, se vuole continuare quella che è definita protesta civile, non deve usare atteggiamenti omertosi, deve parlare in maniera estremamente chiara. Chi ha indotto queste dimissioni e perché? Ed è un'offesa anche per il dottore Perino dire che sia stato costretto e abbia accettato passivamente di rassegnare le dimissioni. Il professore Ruvolo parla pure di avvio di risanamento e rivolgendosi alla mia persona mette in dubbio la possibile capacità di ritornare a fare quello che nel triennio 2020-2023 ho fatto con il consiglio di amministrazione e con i dipendenti del consorzio universitario a favore di un reale risanamento, a favore di un ente che era agonizzante e che ho riportato alla vita. Di questo sono orgoglioso e me ne viene dato pubblicamente atto. Parlare di risanamento amministrativo e finanziario come se si trattasse di un nuovo Mario Draghi, francamente desta grande meraviglia, anche perché in alcuni casi bisognerebbe apprendere i fondamentali della ragioneria, non del risanamento. Perché parlare di risanamento finanziario, dicendo che quel consiglio di amministrazione ha ottenuto il finanziamento dalla regione siciliana, significa non conoscere le procedure. Parlare di risanamento finanziario, quando siamo sull'orlo di un dissesto finanziario, io non ho letto le carte, per cui parlo soltanto in base a quello che ho letto nel portale, nel sito del consorzio. Evidentemente mi riservo di darvi tutte le informazioni in merito alla situazione economico-finanziaria quando avrò il piacere di insediarmi e prendere visione dei documenti contabili. Parlare di risanamento finanziario, quando il consuntivo del 2024, ripeto, siamo nel 2026, è stato approvato da un consiglio di amministrazione dimissionario che non era più nel pieno delle sue funzioni, significa che l'approvazione di un consuntivo non rientra, non sapere che
l'approvazione di un consuntivo non rientra nell'attività di ordinaria amministrazione. Non è ancora approvato il bilancio di previsione 2025-2027. C'è una situazione debitoria pesante che non è frutto della passata gestione. Mi si viene a dire che è stato avviato un processo di risanamento. È un processo amministrativo che non ha tenuto conto della assenza prevedibile, perché è andata in pensione, del responsabile finanziario. Non è un risanamento finanziario. Significa non avere la capacità di guardare oltre il confine della propria vista e capire che un elemento fondamentale come il responsabile dei servizi finanziari va immediatamente rimpiazzato, altrimenti si determina quella che oggi è la paralisi, la stasi di un ente. Quando nel 2020 mi sono insediato quale presidente del consorzio universitario, lo ricordo, nel caso in cui qualcuno l'avesse dimenticato o non lo sapesse, l'ultimo bilancio che era stato approvato era quello del 2016, per cui nell'arco di un anno, facendo salti mortali, capriati, triplici e così via, siamo riusciti ad approvare tutti questi bilanci e a rilanciare in grande il consorzio universitario, facendone il primo consorzio della Sicilia e fra i più importanti d'Italia. Risultati che sono incontrovertibili, le carte parlano chiaro. E non voglio citare quello che ha fatto il consorzio universitario a proposito del capitale della cultura, perché lo rivendicheremo quando sarà il caso. Il merito di aver offerto a mezza Sicilia, se non a tutta la Sicilia, una grande opportunità. E non voglio parlare dell'aumento dei corsi di laurea, non solo in termini qualitativi ma anche in termini quantitativi. E non voglio parlare di quasi 100 manifestazioni pubbliche che sono state organizzate non solo sul fronte culturale dal consorzio universitario, perché nel dettaglio ci entreremo successivamente. L'unica cosa sulla quale desidero soffermarmi è un'altra pesante affermazione del professore Ruvolo. Ha detto che questa mia nomina rientrerebbe nelle manifestazioni, nelle logiche estranee alla crescita del consorzio universitario. Di grazia che il professore Ruvolo o chi per lui ci facesse sapere quali sono le estraneità di queste logiche, perché mi risulta che le nomine, non solo quelle fatte al consorzio universitario, obbediscono a quanto previsto dalle leggi dello Stato. Non vorrei che qualcuno pensasse che le proprie nomine hanno un significato legale e rispettano la correttezza delle operazioni, mentre le cariche che riguardano gli altri sarebbero estranee. Comunque, io desidero sapere, per avere serenità nell'attività che sono chiamato a svolgere, quali sarebbero per il professore Ruvolo le logiche estranee alla crescita non solo del consorzio universitario, ma che potrebbero mettere in discussione anche il diritto allo studio. Sono parole pesanti, che pesano come le pietre, per cui credo che in un processo che deve essere rivolto soltanto a restituire alla città e alla provincia un ente che si deve occupare non solo di sapere, ma anche di sollecitazione del piacere di sapere e di conoscere, per un ente che è fondamentale per la crescita occupazionale del territorio, per la crescita sociale, per tutta una serie di condizioni che non sto qui ad elencare. È fondamentale che venga spazzato il campo da ogni dubbio e da ogni preoccupazione, non solo degli altri, ma anche preoccupazioni mie, perché può anche darsi che abbia intravisto delle possibilità di logiche estranee, per cui gli sarei particolarmente grato se ne parlasse in maniera chiara. Per il resto, io rimango a disposizione non solo dei giornalisti che doverosamente devono essere informati sul corso delle cose, ma di chi mi ha nominato sicuramente per questioni di fiducia e non per altre motivazioni. Confermo la mia disponibilità immediata ad insediarmi per permettere ancora una volta, dopo l'esperienza del 2020, per permettere al consorzio universitario di ripartire alla grande come merita.